Avete deciso di aprire in un periodo un po' complesso. Qual è stato il vostro progetto e come è nata questa idea? Ma eravamo chiusi in casa, tutta la famiglia, e io stavo sempre là impastando a fare, cucinare, e gli ho detto a lui: sai che a me piace tanto cucinare, lo sai. Allora ha detto: vuoi che andiamo a vedere quel posticino là che ha messo fuori il cartello Affittasi? E ho detto: beh, proviamo, e così è iniziata questa avventura. Siete preoccupati o comunque speranzosi per questa vostra nuova avventura professionale? Beh, sempre speranzosi, sì, anche preoccupati perché sono tutte cose nuove e quindi tutto da capire, tutto da imparare, però siamo speranzosi. L'essenziale, perché mi è sempre piaciuto un negozietto che avesse un po' di tutto e soprattutto le cose, i prodotti locali. Si sto cercando di vedere qua in zona, non so, le focacce anche se sono qua vicini del panificio, le posso avere anch'io, oppure i prodotti, i sughi della zona e farle avere qua. Un'apertura che ha un certo significato visto il periodo un po' particolare. Beh, una storica apertura, perché aprire un'attività commerciale in questo momento, in questa seconda fase di tornata Covid, penso sia solo da ringraziare e complimentarsi per queste nuove aperture. Questa di quest'anno qui a Corbanese è già la seconda, perché nella fine primavera è stato riaperto un ristorante e adesso si riapre un nuovo negozio che da qualche tempo era chiuso, e questi ragazzi hanno deciso di riaprirli, quindi un gesto eroico, coraggioso, ma che lascia ben sperare. Qual è l'augurio che fa a questa attività o comunque quelle attività che vogliono un po' mettersi in gioco in questo periodo difficile? L'augurio è innanzitutto di tanto lavoro, che questa attività duri più a lungo possibile. Invito la cittadinanza a comprare, a far girare l'economia locale, anche perché ho visto che all'interno del negozio comunque ci sono anche prodotti a chilometro zero, prodotti della nostra agricoltura, del nostro territorio, quindi un motivo in più per venire a spendere e a trovare questi ragazzi che da oggi iniziano una nuova avventura nel nostro territorio, quindi del comune di Tarzo.